100 positivi in più rispetto a ieri in Calabria, risalgono i contagi, l'allarme del sindaco di Cassano allo Ionio, situazione preoccupante. Intanto sul fronte dei vaccini si rallenta, al momento si pensa a completare l'operazione richiamo in attesa che arrivino le nuove dosi. Dai dati del contagio nel Cosentino emerge che 451 sono i ragazzi nell'età compresa tra 0 e 16 anni, la più colpita la fascia 6-12. La neocommissaria Isabella Mastrobuono promette un cambiamento radicale all'Annunziata di Cosenza. La prima cosa da fare è accelerare sulle assunzioni. Il rampante imprenditore Gallo, assetato di potere e denaro dalle carte dell'inchiesta alla spasmodica ricerca di contatti e commesse tra politica e criminalità. I dipendenti del Sant'Anna Hospital questa mattina hanno deciso di consegnare direttamente i documenti al commissario Longo al fine di trovare una soluzione alla vertenza. Vertice con la Sacal per decidere il futuro dell'aeroporto, visto che lo scalo è inattivo da martedì scorso. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. In apertura il punto sui contagi. Oggi è stata un'altra giornata difficile. Partiamo dal Cosentino. Sullo Ionio ci sono 400 tamponi da processare, mentre va a rilento la campagna vaccinale. Al momento si pensa all'operazione richiamo. Vediamo. Adesso i tamponi da processare sullo Ionio sono 400, i reagenti sono arrivati e in questi giorni la giacenza di test sarà smaltita, ma il problema si riproporrà perché, come in passato, le sostanze utilizzate per processare i tamponi vengono consegnate con il contagocce, questione di carenza a livello nazionale se non mondiale, sulla quale l'ASP può fare ben poco. Così come sui vaccini, report fermo a qualche giorno fa a quota 20.553, ma nel frattempo si sta procedendo con i richiami perché sarebbe stato rischioso effettuare nuove vaccinazioni senza avere certezze sulle prossime forniture di Pfizer. Il bollettino delle ultime 24 ore ha registrato un dato drammatico: 9 decessi sul territorio regionale, 552 è il totale dall'inizio della pandemia. In provincia di Cosenza, 10 nuovi casi a Montalto Fugo, dove sono 67 attualmente positivi. Preoccupa i cittadini il caso riguardante una maestra d'asilo sintomatica e risultata positiva al test antigenico. C'è una nuova zona rossa nel Vibonese, si tratta della frazione Piani di Arena, limitazioni sancite dalla regione in vigore fino al 5 febbraio, 17 positivi su 50 tamponi eseguiti. Nella località, dove vivono 300 persone, continuerà lo screening. Prima vittima del Covid tra gli ospiti dell'RSA Villa delle Rose di Monterosso. Nel Reggino 15 nuovi positivi a Taurianova, tra i contagiati anche un allievo di una scuola di Molochio, classe in isolamento e lezioni sospese per 2 giorni nel plesso. 7 i casi emersi nelle ultime ore a Bianco. E i casi, lo dicevamo, sono in salita. Il bollettino della regione oggi parla di 368 nuovi positivi, 6 i decessi. Vediamo. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.739 tamponi in Calabria, 368 oggi nuovi positivi, in particolare 134 a Cosenza, 110 a Catanzaro, 1 a Crotone, 20 a Vibo Valentia, 103 a Reggio Calabria. In totale i ricoveri nella regione sono 278, 24 in terapia intensiva, 6 i decessi. E nel Cosentino dall'esame dei dati emerge un risultato davvero particolare, riguarda i ragazzi fino a 16 anni, sono stati 451 i contagi in quella fascia d'età, la più colpita è la fascia 6-12, vediamo. 451 soggetti contagiati dal SARS-CoV-2 in età pediatrica, il 10,6% dei casi attualmente positivi sul territorio della provincia di Cosenza, dati forniti dall'ASP che ha condotto un'indagine per stabilire l'incidenza del Covid-19 nella fascia di età dagli 0 ai 16 anni. Lo studio prende in considerazione i 5 distretti in cui è diviso il territorio e l'area dello Ionio con 144 casi, quella che registra il maggior numero di soggetti positivi, tra questi il 50% nella fascia di età tra i 6 e i 12 anni. Segue la zona denominata Cosenza Savuto, che comprende il capoluogo e la Valle del Crati, meno interessate dal fenomeno le aree dell'Esaro Pollino e del Tirreno.
L'azienda sanitaria ha redatto un'altra grafica che prende in esame le fasce di età maggiormente interessate dal contagio e il genere dei soggetti. Il Covid ha contagiato in questa fase soprattutto bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni e in quasi tutte le fasce d'età sono i maschi più colpiti, seppure con un'incidenza di poco superiore. Il dato risulta particolarmente interessante, considerato che si tratta della fascia di età che ha ripreso le lezioni in presenza con la riapertura delle scuole. La distribuzione del contagio per comune vede Corigliano Rossano al primo posto con 94 casi attivi, 50 a Cosenza, 31 a Rende, 27 casi a Cassano allo Ionio, 17 ad Acri. E proprio Cassano allo Ionio fa registrare una situazione preoccupante. Pensate, 142 le persone contagiate, i positivi, 266 sono le ordinanze che dispongono, le ordinanze di isolamento e quarantena. A denunciare tutto questo e annunciare misure più restrittive il sindaco Papasso. Vediamo. Nella giornata in cui si registra un nuovo significativo aumento dei contagi in Calabria, un sindaco del Cosentino lancia l'allarme su quanto sta avvenendo sul territorio che amministra. A Cassano allo Ionio attualmente risultano positive 142 persone, 266 le ordinanze attive di isolamento e quarantena. Una situazione allarmante, fa sapere il primo cittadino Gianni Papasso, il quale aggiunge che i morti nella città dall'inizio della pandemia sono stati 7. Cassano conta circa 18.000 residenti. C'è paura ed è palpabile nel centro dello Ionio, tanto che Papasso ha annunciato che si vedrà costretto ad assumere provvedimenti restrittivi. Si pensa all'istituzione della zona rossa. Il sindaco al momento non lo esplicita, ma sui social testualmente scrive: prendo atto con grande preoccupazione che il numero dei contagi sta pericolosamente e velocemente salendo. Se continueranno a crescere, purtroppo sarà costretto ad assumere provvedimenti molto duri. L'appello del primo cittadino è accorato. Vi invito, scrive, ancora una volta a essere responsabili e a seguire le regole. Poi precisa: nessuna tolleranza per chi non rispetta le misure di distanziamento sociale. A Cosenza la neocommissaria dell'azienda ospedaliera di Cosenza promette un cambiamento radicale all'Annunziata. La prima cosa da fare, dice ai nostri microfoni, è accelerare sulle assunzioni. Vediamo. Oggi si insedia la dottoressa Isabella Mastrobuono al comando dell'ospedale Annunziata di Cosenza, una nomina prestigiosa ma un po' spinosa. Andiamola a incontrare e vediamo che cosa ci dice. Quello che farò sarà sicuramente migliorare, esaltare eccellenze che già ci sono all'interno di questa azienda e impronterò tutto il mio lavoro su due aspetti che ritengo fondamentali, cioè quello dell'organizzazione dei servizi, delle attività, delle prestazioni nel rispetto più assoluto della dignità di tutti e dei professionisti. Il problema principale è la carenza di personale, soprattutto presso l'ospedale di Cosenza. Come vuole risolvere questa piaga così dolorosa? Innanzitutto dico subito che il personale che doveva essere assunto con i finanziamenti dedicati per il Covid sono stati tutti assunti. 7 biologi, 4 tecnici di laboratorio, 32 infermieri, 49 OSS, un totale di 110 persone sono state ovviamente inglobate con quei finanziamenti. Punterò tantissimo soprattutto sul personale medico, perché manca oggettivamente, ma anche sul personale amministrativo. Per quanto riguarda la vaccinazione di tutto il personale e di tutti coloro che nelle ditte esterne accedono all'azienda, sono stati fatti.
tant'è che noi siamo già per 89 di queste persone alla seconda vaccinazione. Un curriculum prestigioso, quella della Mastrobuono. Nel 2015 è stata direttrice generale dell'ASL di Frosinone ed è stata addirittura in corsa per andare a dirigere lo Spallanzani, ma il presidente della regione, Nicola Zingaretti, la fa fuori. Ne nasce un contenzioso giudiziario stravinto dalla Mastrobuono, che ottiene dal Tribunale del Lavoro di Roma la condanna nei confronti della regione Lazio. E alla domanda se questa nuova nomina tutta calabrese la vive come una rivincita personale e professionale, lei risponde: assolutamente no, non è una rivincita, è un andare avanti. Dottoressa, lei all'inizio del suo mandato si sente di fare una promessa che è sicura di mantenere? Ce la metterò tutta. La promessa è che sicuramente ce la metterò tutta. Ancora per la sanità ci spostiamo però a Catanzaro per la lunga e davvero estenuante vertenza del Sant'Anna Hospital, un nuovo capitolo oggi. Questa mattina alcuni lavoratori hanno deciso di prendere in mano la situazione. Ricordo che ieri c'è stata la doppia protesta sul ponte Morandi e alcuni lavoratori sono saliti sul tetto della struttura. Questi due momenti proprio di protesta eclatante per non dimenticare la loro vertenza. Oggi hanno deciso, dopo rinvii e ritardi, con i faldoni in mano, di consegnarli direttamente al commissario Longo, che avevano incontrato ieri pomeriggio. Longo aveva chiesto la documentazione che, secondo quanto si è appreso, il Sant'Anna aveva già inviato in formato elettronico alla Regione, quindi oggi i dipendenti hanno deciso di portare letteralmente le carte al commissario per sollecitare una soluzione della vertenza. Vediamo. Accompagnati da un lungo applauso, alcuni dipendenti del Sant'Anna Hospital hanno deciso di portare fisicamente i faldoni della documentazione al commissario Guido Longo. Eccoli questa mattina, mentre si sono fatti carico delle richieste avanzate nei giorni scorsi per procedere poi alla fase di accreditamento della struttura, che è una vera e propria eccellenza alle nostre latitudini. Serve davvero poco per far sì che queste donne e uomini possano trascorrere serenamente questa fase, una firma che possa finalmente mettere la parola fine a questo rimpallo di responsabilità e riprendere un lavoro egregio e impeccabile per i dipendenti che da mesi chiedono certezza sul loro futuro occupazionale. Ieri l'ultima protesta eclatante in ordine di tempo, prima sul ponte Morandi, dove i lavoratori si sono incatenati simbolicamente, e poi sul tetto della struttura, da dove hanno simbolicamente appeso un fantoccio. Sono stanchi, scrivono su striscioni, tempo scaduto, è giunta l'ora di capire cosa accadrà. Loro stanno dimostrando di non mollare e di puntare dritti verso l'obiettivo. Avranno le risposte che meritano? Vedremo nelle prossime ore cosa succederà. Siamo alla cronaca, torniamo ad occuparci dell'inchiesta a basso profilo 50, le persone arrestate nell'ambito di questa operazione che è stata coordinata dalla Procura di Catanzaro. Tra gli arrestati l'imprenditore Gallo, assetato di potere e denaro. Dalle carte dell'inchiesta emerge la spasmodica ricerca di contatti e commesse tra politica e criminalità. Vediamo. Le cosche dell''ndrangheta miravano in alto, cercavano di allargare i loro affari e, secondo uno schema ormai consolidato, si rivolgevano ai politici locali e nazionali, promettendo voti ma anche percentuali sui guadagni. Malandrine erano attente a non esporsi, cercavano di non dare nell'occhio, anche grazie all'appoggio di talpe negli apparati investigativi. Tenevano insomma un profilo basso, da qui il nome dato all'operazione della DDA di Catanzaro, che ha portato all'esecuzione di 48 ordinanze di misura cautelare e alla notifica di 81
62 avvisi di garanzia. Nell'elenco degli indagati uomini dei clan più potenti del Crotonese e le loro propagini catanzaresi, professionisti incaricati di ripulire il denaro sporco attraverso società cartiere ed esponenti politici come l'assessore regionale al bilancio Francesco Talarico, segretario regionale dell'UDC finito agli arresti domiciliari, e il segretario nazionale del partito Lorenzo Cesa, indagato a piede libero per associazione a delinquere, dimessosi dall'incarico. Nelle carte dell'inchiesta i racconti dei pentiti che inchiodano il principino, ossia l'imprenditore Antonio Gallo, ritenuto l'anello di congiunzione tra le cosche e il mondo dell'imprenditoria. Proprio a casa sua gli inquirenti nel corso del blitz hanno trovato oltre 1 milione di euro. Un bravo ragazzo per i boss, un jolly per altri. L'imprenditore avrebbe tra l'altro inscenato l'incendio di un furgone per apparire come una vittima di atti intimidatori e allontanare così gli eventuali sospetti degli inquirenti. Nel corso delle indagini gli investigatori sono stati in grado di captare alcune conversazioni che hanno consentito di delineare il profilo criminale di Gallo che, come spiegato dagli inquirenti, si muoveva su più piani per vincere gare truccate per la fornitura di prodotti per la sicurezza sui luoghi di lavoro o attività di pulizia anche a livello nazionale. Da qui l'aggancio con la politica, la voglia di ingrandirsi porta Gallo fino a Reggio Calabria e a rivolgersi a rappresentanti della famiglia di 'Ndrangheta dei De Stefano Tegano per organizzare la campagna elettorale di Franco Talarico nelle politiche del 2018 e lo porta a salire a Roma per cercare di ottenere degli appalti di levatura nazionale e attraverso Talarico nell'estate del 2017 organizza un incontro con Lorenzo Cesa, un pranzo. Al politico nazionale i calabresi si sarebbero rivolti per ottenere appalti pubblici e la possibilità di espansione in Albania e nell'est Europa, sfruttando il suo ruolo di eurodeputato. Un'indagine complessa dunque che si connota per la presenza di tanti colletti bianchi, amministratori locali, un importante notaio di Catanzaro, Rocco Guglielmo, che avrebbe consapevolmente omesso verifiche e controlli su alcune società fittizie, un avvocato, 2 commercialisti che erano incaricati di realizzare le società cartiera che servivano solo per far girare le fatturazioni. Gli inquirenti hanno esaminato ben 1.800 conti corrente, 388.000 operazioni bancarie e il volume di affari girato in questi 2 anni di indagine è stato pari a 250 milioni di euro. Ci spostiamo a Reggio per le motivazioni del processo 'Ndrangheta stragista. Vediamo. Bisogna capire se la strategia terroristica attuata dall''Ndrangheta nei primi anni 90 abbia dei mandanti politici. È un punto sul quale picchiano in senso positivo, si intende, i magistrati della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che nei mesi scorsi hanno condannato all'ergastolo il boss siciliano Giuseppe Graviano e il boss calabrese Rocco Santo Filippone, quest'ultimo indicato come esponente della cosca Piromalli di Gioia Tauro. I magistrati reggini, nelle motivazioni con le quali hanno dato contenuto alla sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti dei 2 boss, hanno infatti inviato alla Procura di Reggio Calabria alcuni passaggi di questa motivazione, proprio quei passaggi nei quali si fa riferimento alla possibile, anzi molto probabile, presenza di uno schieramento parapolitico che avrebbe in qualche modo ispirato questa strategia. I magistrati d'appello reggini ovviamente non fanno mistero circa la possibilità di un coinvolgimento della massoneria deviata e dei servizi segreti deviati e indicano anche alcuni passaggi delle dichiarazioni rese in fase dibattimentale proprio da Giuseppe Graviano. È chiaro dunque, secondo i magistrati, che non tutta la verità sia stata accertata, non per negligenza di qualcuno, ma solo per le circostanze che hanno portato, almeno fino a questo momento, ad accertare la responsabilità di Graviano e Filippone. Insomma, la stagione terroristica dell''Ndrangheta giudiziariamente non si può dire certo conclusa. Vedremo quali sviluppi. Ci spostiamo a Crotone e cambiamo argomento. C'è stato un incontro istituzionale sul futuro dell'aeroporto, gli impegni della Sacal per il rilancio dello scalo. Vediamo. Vertice tra istituzioni e Sacal sul futuro dell'aeroporto di Crotone, dopo le proteste del comitato cittadino che da tempo chiede il rilancio dello scalo pitagorico rivendicando il diritto alla mobilità e la sospensione dei voli da parte di Ryanair per Bologna e Bergamo, l'incontro istituzionale per chiedere proprio alla Sacal quali saranno i progetti di rilancio dello scalo. Per comprendere esattamente qual è l'impegno che la Sacal intende dedicare all'aeroporto di Crotone, che noi pretendiamo venga ovviamente
sicuramente non certo messo in una posizione apicale rispetto agli altri, ma che almeno goda dello stesso trattamento. Dobbiamo insistere su tutte le opportunità che si possono creare per il recupero dell'attività volativa. Il territorio calabrese lo merita e i cittadini calabresi hanno tutti il diritto alla mobilità. Al vertice è presente anche il sindaco di Isola Capo Rizzuto. Quali le richieste? Naturalmente la funzionalità dell'aeroporto, la riapertura, perché l'aeroporto di Isola Capo Rizzuto di Crotone è una struttura troppo importante per rimanere chiusa per il nostro territorio. Insomma, bisogna fare di tutto per far ripartire lo scalo crotonese. Quali allora gli impegni della SACAL? L'emergenza Covid ha tagliato le gambe al trasporto aereo in tutta Europa e ovviamente anche in tutta Italia. E questo aspetto si ripercuote pesantemente anche sugli aeroporti calabresi, sul sistema degli aeroporti calabresi e su Crotone. Da parte nostra, da parte della SACAL, c'è tutta la volontà, la progettualità per investire sull'aeroporto e rilanciarlo, senza alcun dubbio. Siamo al calciomercato, vediamo. Non solo entrate, perché il Crotone si concentra anche sui possibili rinnovi di contratto a partire da quello del suo estremo difensore Alex Cordaz. Sarebbe molto vicino, da quanto ci risulta, il prolungamento per un'altra stagione tra l'estremo difensore, una delle colonne portanti di Giovanni Stroppa e non solo in questi anni, che ha scritto la storia recente del Crotone, e appunto i pitagorici. Conferme invece sul gradimento per Gaston Brugman a centrocampo, anche se resta una pista molto complicata da dover raggiungere. Il Crotone ha chiesto informazioni anche su Jacopo Colombo, giovane attaccante classe 2002 del Milan, chiuso dall'arrivo di Mario Mandžukić, sul quale ci sarebbero anche Pescara e Cremonese, una Cremonese che sta chiudendo l'arrivo di Pettinari, ma ci arriveremo tra pochissimo. Il Cosenza invece aspetta buone nuove per quanto riguarda Gerbo, c'è accordo totale con il calciatore anche per quanto riguarda Marcello Trotta, attesa per la decisione definitiva di Romulo, mentre Pettinari, sondato sia dalla Regina che dal Cosenza, addirittura d'arrivo il suo passaggio alla Cremonese, accordo di massima tra il direttore sportivo della Cremonese Ariedo Braida e il suo entourage. La Regina invece attende la decisione definitiva dal canto suo di Pietro Iemmello, diviso anche dall'offerta del Frosinone. Resta in piedi lo scambio con il Bari, che riporterebbe Bellomo in Puglia e anche lo stesso Montalto alla corte di Baroni. In casa Catanzaro invece occhio alle sorprese per l'attacco, come vi abbiamo raccontato già in precedenza, e in fase di conclusione la trattativa che riporterà, a meno di clamorosi colpi di scena, Di Piazza a Catania in prestito secco. Ancora per le nostre rubriche, le notizie dalla borsa. Seduta negativa per le borse europee. L'ottimismo delle ultime sedute è stato parzialmente offuscato dai persistenti timori legati alla pandemia, con il perdurare dei lockdown e i ritardi nelle campagne di vaccinazione. In chiaroscuro i dati macro, con i PMI preliminari di gennaio dell'Eurozona che hanno evidenziato un'intensificazione della contrazione economica, mentre negli USA gli omologhi indici hanno segnalato un miglioramento dell'attività manifatturiera e terziaria. Ieri Joe Biden ha rivelato la strategia nazionale per combattere il virus, avvertendo però che la crisi peggiorerà prima di migliorare. In Europa Christine Lagarde ha affermato che il Covid continuerà ad affliggere le riprese economiche nella prima parte dell'anno, ha esortato i governi ad affrettarsi nell'implementazione del pacchetto Next Generation EU. Il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato che il terzo lockdown potrebbe durare fino all'estate. In questo clima di incertezza, il FTSE MIB di Milano chiude in calo dell'1,5%, in rosso anche l'Ibex 35 di Madrid a meno 1,2%, CAC 40 di Parigi a meno 0,6%, il DAX di Francoforte a meno 0,3% e il FTSE 100 di Londra a meno 0,2%. Oltre oceano, poco sotto la parità, il Dow Jones a meno 0,5%, l'S&P 500 a meno 0,3% e il Nasdaq a meno 0,2%. Sul Forex l'euro-dollaro è poco mosso a 1,217, mentre il dollaro-yen si apprezza a 103,8. Tra le materie prime procedono in rosso le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 1,6% a $55,2 e il VTI a meno 1,9% a $52,2. Sull'obbligazionario il BTP Bund risale a 126 punti base, con il rendimento del decennale italiano in aumento allo 0,75%, in scia all'incertezza politica e dubbi sul ritmo di acquisti di bond da parte della BCE.
Tornando a Piazza Affari, tra le società a maggior capitalizzazione le vendite investono Leonardo a meno 3,7%, Saipem a meno 3,6% e Tenaris a meno 3,5%, mentre viaggiano in controtendenza Inuit a più 1,4%, Diasorin a più 0,75% e Recordati a più 0,7%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insights. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. La giornata di venerdì trascorrerà con tempo tutto sommato stabile, anche se non sarà una giornata soleggiata, ma in attesa di una fase di maltempo che colpirà la nostra regione nel corso del weekend ed inizio della nuova settimana. Una serie di perturbazioni pilotate da una vasta area di bassa pressione presente sul nord Europa causerà un marcato peggioramento delle condizioni meteo, in particolare sui versanti tirrenici, con piogge anche a carattere di rovescio temporale e nevicate sui monti. Da segnalare anche che sui versanti esposti soffieranno venti moderati a tratti forti, inizialmente di ribeccio, in rotazione a ponente. Le temperature resteranno stazionarie, più o meno in linea con le medie stagionali. Domani cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso sui versanti tirrenici ed interni, in particolare della Calabria centro-settentrionale, con piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale. Nevicate su Pollino e Sila a quote superiori mediamente ai 1100-1300 metri, deboli nevicate anche su Serre e Aspromonte, altrove cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso con possibili piogge. Temperature in diminuzione. Domani molto mosso il Mar Tirreno con moto ondoso in aumento in corso della giornata e venti moderati a tratti forti dai quadranti occidentali. Molto mosso il Mar Ionio con venti di direzione variabile. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.